così schierati sembrate dei guerrieri romani sulle bighe, invece sono bighe tecnologiche. Cosa sono queste cose qua? Si chiama Segway, senza muovere le tue gambe ti permette poi di girare. Per il turista è l'ideale, perché vabbè, non sempre si può andare con la bicicletta, il turista si stronca di fatica normalmente, invece se gira col Segway è un superuomo. Ma è difficile? Adesso lo provi e vediamo un attimo. 1, 2, 3. Aia, mi sta pestando, aiuto. Ok, vai. E adesso? Giro di là, fantastico. Beh, ma è abbastanza intuitivo, pensavo peggio. Siamo pronti allora? Via. E allora Padova on the road, anzi on Segway, slow tour ma tecnologico. Prima tappa, l'università. Ciao. Giulio Peruzzi, puntualissimo, davanti a questo catafalco, cattedra che ha fatto la storia della fisica. Allora, appunto, il pezzo di legno in sé non ha fatto la storia della fisica, chi l'ha calcato sì. E Galileo. Siamo, professore Corresi, non ti sbaglio perché non ho ripassato, a cavallo tra il 5 e il 600. Siamo a cavallo tra il 5 e il 600. E Galileo, che stava a Pisa, eccetera, a un certo punto viene a Padova e qui passa i 18 anni più belli della sua vita, dice. Dice. Perché? Perché Galileo proprio a Padova? E Padova a quell'epoca era uno degli atenei più importanti che esistevano in Europa, non solamente in Italia, e sicuramente ha una serie di contatti e la possibilità di avere quella che si chiamerebbe oggi una cattedra di matematica, insomma. Ah, cioè, lui voleva la cattedra, voleva questo pezzo di legno grezzo. Me l'aspettavo questa cattedra un pochino più ricca. Sembra veramente invece. Beh, questa è solamente la struttura portante, di solito sopra veniva messo un drappeggio, tra l'altro non è completa perché accanto a quella scalinata con cui si accede da destra ce n'era una simmetrica a sinistra. Comunque uno che saliva su, proprio saliva in cattedra, cioè era proprio là in alto. Era il modo dell'epoca di intendere il professore come un predicatore della scienza. La luce. E sicuramente Galileo era un grande didatta. E quando appunto fa queste lezioni rivolte alla popolazione, accorrono in quest'aula migliaia di persone, che per l'epoca sono numeri, e persone che non appartengono solamente all'Accademia, ma anche persone del popolo in genere, coinvolte da questa sua capacità di porgere in maniera semplice anche concetti che non erano proprio banali e addirittura molto in contrasto con quella che era l'idea del mondo dell'epoca. E per questo Galileo era scomodo per la Chiesa, per la sua capacità di divulgatore scientifico ex cattedra. Senza offesa. Vista così sembra un po' un teatro dei burattini, cioè che, però vabbè, uno se l'immaginava più fastosa, anche la vita di Galileo uno se l'immagina Galileo, invece affittava camere agli studenti per campare, vendeva degli strumenti tecnici, è giusto? Allora, lui ha questo problema dei soldi. Primo, diciamolo pure tranquillamente, perché allora come ora i docenti universitari non venivano pagati in maniera particolarmente ricca. Ecco, e quindi questo è una parentesi per attualizzare. per attualizzare, diciamo. E dall'altro punto di vista lui aveva una famiglia, in particolare la madre all'inizio, poi i suoi figli, la sua compagna, eccetera, da mantenere. Compagna, non moglie? Non moglie, non si è mai sposato. Ma dai! Si può dire che a Padova è nata la scienza moderna? Certamente Padova in quell'epoca è stata crocevia di pensatori di grandissimo livello. Di qui è passato Copernico, di qui è passato Harvey, quindi Padova crocevia, ma scienza moderna come movimento europeo. La cattedra di Galileo, che ci guarda dall'alto.